Sono 5.345 i posti letto per alloggi brevi turistici a Venezia. La posizione espressa dal sindaco Brugnaro con l'intento di mettere un tetto ai posti letto turistici in città allo scopo di favorire la residenzialità fa discutere e raccoglie una disponibilità a collaborare per istituire un tavolo tecnico da parte dell'Associazione Veneziana Albergatori. Una proposta interessante che ricalca anche la nostra proposta sulla rottamazione. Noi a suo tempo per gli alberghi di Mestre proponemmo che chi costruiva nuovi alberghi si facesse carico di una quota, di una cubatura di vecchi alberghi da destinare ad altra cosa, anche da abbattere e da ricostruire, perché no, oppure da destinare a residenze. Quindi una proposta che parzialmente assomiglia a quella che noi facemmo proprio per gli alberghi di Mestre. La proposta del sindaco prevederebbe che i costruttori o i gestori di nuovi hotel si prendano carico anche di una quota di appartamenti da destinare ai residenti. Un'idea che va proseguita, una situazione che va chiarita naturalmente, ma proprio per questo noi come Associazione Veneziana Albergatori diamo la nostra disponibilità a collaborare col sindaco, proprio dal punto di vista tecnico, anche per dargli una mano, per dare una tecnicità, una forma concreta a questa sua idea che giudico abbastanza interessante. Il direttore dell'Associazione Veneziana Albergatori però nel contempo lancia un appello a favorire anche la crescita del comparto alberghiero cittadino particolarmente meritevole. Penso a passaggi di categoria incentivati, penso anche a situazioni in cui venga messo un numero dei posti letto, un tetto al numero dei posti letto, garantendo però la possibilità di costruire a chi fa iniziative di alta qualità.